piano di sviluppo dell'aeroporto di Treviso sarà rivisto dalla prossima commissione VIA. L'uscita del senatore del Movimento 5 Stelle Girotto manda su tutte le furie Casugana, gravissima ingerenza. Favoreggiamento dell'immigrazione clandestina dal Pakistan sulla rotta balcanica. La DDA della Procura di Trieste fa arrestare 3 stranieri tra Napoli e Treviso. A Jesolo, nuova scorribanda di giovani trevigiani, 3 denunciati dai carabinieri per aver rapinato un gruppo di turisti, è caccia al quarto complice. Bisogna tutelare la Liga Veneta, l'appello dell'ormai ex segretario del Carroccio Veneto Gian Antonio D'Area al neocommissario il salviniano Lorenzo Fontana. L'alluvione lungo il Piave, oltre al danno la beffa. Per avere il risarcimento gli sfollati devono compilare 60 pagine di moduli, ma i tecnici non vogliono metterci mano, troppo complicato. Il Teatro del Monaco di Treviso entra da oggi nella famiglia dello Stabile del Veneto assieme ai teatri di Venezia e Padova, via libera dall'assemblea dei soci nel pomeriggio. C'è attesa per la presentazione fissata per venerdì del nuovo consorzio che si è costituito per rilanciare il Treviso Calcio, 10 imprese del territorio per ripetere il miracolo del basket. Buonasera e ben ritrovati dalla redazione di Treviso. Futuro dell'aeroporto di Treviso, dunque in primo piano con l'uscita del senatore 5 Stelle Gianni Girotto, secondo cui il master plan del Canova verrà rivisto dalla prossima commissione VIA. Casugana replica, gravissima ingerenza. La nuova Commissione nazionale per la valutazione dell'impatto ambientale riesaminerà tutte le carte relative al piano di sviluppo dell'attività dell'aeroporto di Treviso. Mentre si attende per domani pomeriggio alle 14:30 l'incontro tra il sindaco di Treviso Mario Conte e il presidente di Air 3 Marco Pinzi per fare chiarezza sul rischio di collisione tra 2 Boeing, è il senatore trevigiano del Movimento 5 Stelle Gianni Girotto a lanciare un sasso, anzi un macigno, sul dibattito sul futuro dello scalo di San Giuseppe, rimettendo in discussione il parere tecnico espresso dalla Commissione Nazionale VIA al master plan da 53 milioni di euro predisposto da Save, che dovrebbe portare il Canova per il 2030 a 22.500 voli. Manca la firma del ministro dell'Ambiente Sergio Costa e per Girotto, membro dello stesso partito, non sarebbe un caso. Apriti cielo, insorge l'amministrazione di Casugana. Mi sembra molto strano che un senatore entri a gamba tesa su questa discussione che è prettamente tecnica, in cui noi siamo degli attori non protagonisti, quindi diamo solo delle competenze tecniche e quindi lui non è titolato a dire nulla a riguardo. Io credo che dovrebbe evitare di entrare in questo argomento, anche perché la Commissione Tecnica VIA nazionale si è già espressa, la Commissione Tecnica regionale si è già espressa. Siamo in attesa della firma del Ministro, noi come tutti gli attori di questa situazione e specialmente l'aeroporto che deve andare avanti col master plan. Dispiacerebbe avere delle variazioni legate al fatto che magari il senatore è dello stesso partito del Ministro e questo sarebbe molto grave. Per l'amministrazione comunale di Treviso si tratta di una grave ingerenza della politica in temi strettamente tecnici che non dovrebbero essere suscettibili di influenze esterne. Malgrado l'uscita di Girotto, le attese tuttavia rispetto all'aeroporto rimangono le medesime. Aspettative che la Commissione VIA nazionale vada in firma esattamente come era stata fatta circa 2 mesi fa e quindi non ci aspettiamo assolutamente nulla. Ripeto, sarebbe grave se ci fossero delle variazioni legate agli umori di qualcuno che purtroppo continua a dire sempre no a tutto, specialmente nella settimana in cui sono state iniziate. Abbiamo vinto le Olimpiadi Cortina e Milano e quindi l'aeroporto sarà importantissimo come mezzo di collegamento per portare qui persone, turisti, atleti e tutto quello che ci aspettiamo appunto dalle Olimpiadi di Cortina Milano 2026. La polizia di frontiera terrestre di Trieste ha arrestato 2 cittadini pakistani e un indiano a Napoli e Treviso in esecuzione di misure cautelari per il reato di favoreggiamento aggravato dell'immigrazione clandestina. Altri 2 cittadini pakistani irreperibili vengono cercati in queste ore. L'operazione era mirata contro l'immigrazione clandestina sulla rotta balcanica ed è stata disposta con arresti e perquisizioni dalla DDA presso la Procura di Trieste diretta dal procuratore capo Carlo Mastelloni. Le indagini sono state coordinate
ordinate dal PM Massimo De Bortoli. Trieste e l'altopiano carsico sono crocevia di immigrazioni irregolari provenienti dal Pakistan. Gli agenti del settore di polizia di frontiera di Trieste hanno eseguito 2 ordinanze di custodia cautelare nel Trevigiano nei confronti di un cittadino pakistano e un indiano, i 2 rispettivamente di 33 e 52 anni, con regolare permesso di soggiorno, risiedono in Veneto dove svolgono attività di venditori ambulanti. Farebbero parte di un'organizzazione responsabile di numerosi trasporti effettuati lungo la rotta balcanica tra Bosnia, Erzegovina, Croazia, Slovenia e Italia. E continuiamo con la cronaca. È appesa ad un filo la vita della 13enne di Casale sul Sile, travolta da un'auto nel pomeriggio di ieri mentre andava in bici al Grest. Sta lottando da ore tra la vita e la morte, un dramma che ha scosso tutti a Casale sul Sile. 13 anni e una bicicletta per andare a trovare un'amica e insieme al Grest. E poi quell'impatto terribile lungo la strada provinciale in via Cave, poco dopo le 16. Una Mercedes che la travolge alla guida di una donna. E la ragazzina che batte con violenza sul lunotto anteriore dell'auto prima di volare letteralmente sull'asfalto, mentre la bici finisce a 20 metri dall'incidente. La 13enne è stata intubata sul posto dai sanitari del SUEM e trasportata d'urgenza all'ospedale Cafoncello di Treviso. Ai carabinieri e alla polizia locale il compito è di ricostruire cosa è accaduto. L'unica certezza sulla dinamica che ha portato allo scontro è che la vettura e la bici stavano percorrendo la strada nella stessa direzione di marcia. Non ci sono testimoni dell'incidente, saranno determinanti dunque i rilievi sui mezzi e la testimonianza della donna al volante, mentre un intero paese e una famiglia attendono notizie dall'ospedale. Ubriaco aggredisce i poliziotti, arrestato il fidanzato dell'ex Miss Padania, il 40enne Federico Marini. L'episodio di cui si è reso protagonista risale all'1 della scorsa notte, quando al centralino del 113 sono giunte numerose segnalazioni di 2 persone ubriache che urlavano, disturbavano i residenti in zona Ghirada. Si trattava del 40enne e della fidanzata 35enne Benedetta Mironici, ex Miss Padania. L'uomo ha assunto subito un atteggiamento particolarmente aggressivo, colpendosi il volto con schiaffi e pugni, scagliando una bicicletta contro un cancello e cominciando ad insultare e minacciare i poliziotti, spintonandoli con forza. Nonostante gli agenti avessero cercato di calmarlo, è diventato sempre più violento, fino a colpire con spinte e schiaffi gli operatori che, per placare la sua furia, hanno dovuto utilizzare tutti gli strumenti in dotazione alle volanti. Inoltre l'uomo è stato trovato in possesso di una lama in acciaio di 12 centimetri. 3 ragazzi trevigiani hanno messo a segno una rapina ai danni di turisti, ancora una volta a Jesolo, presa di mira da bande di giovani malviventi. Jesolo ancora nel mirino di bande di malviventi dopo la baby gang che qualche giorno fa ha aggredito 3 bagnini. Ora ad agire sono 3 giovanissimi trevigiani che hanno messo a segno una rapina. La banda, 4 persone di cui 3 già identificati, si è avvicinata ad alcuni turisti mentre parlavano fra loro seduti su alcuni sdraio. Un attimo ed uno dei malviventi ha afferrato la borsa ed un cellulare e poi è fuggito. Subito le vittime si sono alzate per inseguire il giovane rapinatore, ma sono state minacciate dai componenti della banda. La rapina impropria è avvenuta nella spiaggia nelle vicinanze di Piazza Mazzini. Ai turisti non è rimasto che rivolgersi ai carabinieri e presentare denuncia. La banda è stata inchiodata dalle telecamere di videosorveglianza che ci sono nella zona e dalle testimonianze delle persone presenti. 3 sono stati identificati, si tratta di trevigiani, 2 ventenni ed un 18enne. Per il quarto è una questione di ore. Tutti sono stati denunciati in stato di libertà per rapina impropria in concorso. Non voleva più vedere la sua ex, una 40enne ucraina conosciuta online, così ha pensato bene di accusarla di terrorismo, creando un vero e proprio caos e muovendo la polizia internazionale. Protagonista un 25enne trevigiano denunciato per procurato allarme. Si erano conosciuti online, un amore sbocciato a distanza fra videochiamate e messaggi. Lui 25enne trevigiano, lei 40enne ucraina, con tanto di figlio. Così, dopo mesi di amore platonico, hanno deciso di incontrarsi, e quale meta poteva essere più romantica di Ponza, dove fra l'altro il giovane era in ferie con i genitori. Ma all'improvviso scatta qualcosa nella mente del 25enne e ad un tratto decide: non la voglio più vedere. Così, perché mai scegliere la strada più semplice e troncare il rapporto? Il trevigiano pensa bene di trovare una scusa secondo lui migliore. Tramite mail con account falso allerta Polizia Internazionale, Carabinieri, Compagnia Aerea e, per non farsi mancare nulla, Capitaneria di Porto di Gaeta. Poche parole ma che creano il caos.
Quella donna è una terrorista simpatizzante dell'Islam. Scattano i controlli, cani addestrati per la ricerca di esplosivo, la donna viene controllata assieme al figlio minore. Tentativo fallito per il ragazzo. Secondo l'accusa ci riprova poco dopo. L'intento è non farla arrivare a Ponza. Così in una lettera annuncia che la quarantenne sta per compiere un attacco a bordo della nave. Nuovo inferno di controlli, ma è tutto falso e lui viene denunciato per procurato allarme. Storia ora davvero finita. Per il legale del giovane lui era terrorizzato dalla donna. Certo è che lui stesso ha creato un allarme di proporzioni bibliche. Riparte la macchina dei rimborsi ai risparmiatori coinvolti nelle crisi bancarie, tra le quali Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca. Gli obbligazionisti delle banche che già hanno ottenuto indennizzo all'80% possono già richiedere al Fondo di solidarietà l'integrazione del 15% prevista con la manovra, mentre per i nuovi accessi si dovrà attendere ancora un po'. Il nuovo meccanismo è stato messo a punto con la legge di bilancio per il 2019 e integrato con il decreto crescita appena licenziato dal Parlamento. L'apertura sul sito alla presentazione delle nuove istanze dovrebbe scattare entro fine luglio e la data di partenza per le finestre di 6 mesi per presentarle dovrà essere fissata con un ulteriore decreto. Bisogna tutelare la Liga Veneta. L'appello dell'ormai ex segretario del Carroccio Veneto Gian Antonio D'Arre al neo commissario del Carroccio, il salviniano Lorenzo Fontana. Intanto non si placano i malumori nel partito. È chiaro che bisogna in questo frangente tutelare la Lega Nord, in particolare la Liga Veneta, che è stata un partner importantissimo in tutti questi anni e lo è ancora, diciamo, a grandissimi livelli. È fisicamente a Strasburgo in questi giorni, neo eletto europarlamentare del Carroccio, ma lo sguardo sul Veneto certo non manca. Chi il partito l'ha guidato nel territorio per 3 anni e mezzo, dalle macerie del dopo Tosi al 49% delle ultime elezioni. E l'appello di Gian Antonio D'Arre, tutelare la Liga Veneta, non è casuale, perché arriva proprio a poche ore dalla nomina di chi lo sostituirà. Il ministro Lorenzo Fontana, nominato commissario della Lega in Veneto. Il veronese Fontana, ma soprattutto il Fontana fedelissimo di Salvini e da lui scelto. Una nomina che potrebbe non aver curato tutti i mal di pancia nella Lega, in subbuglio fin da quando ci fu lo stop al capogruppo in regione Nicola Finco proprio per il ruolo di commissario, con i successivi veleni per la scarsa considerazione del leader Salvini nei confronti del Veneto. Anzi, la scelta di Fontana, secondo non pochi osservatori, potrebbe essere il primo passo della salvinizzazione del Carroccio in Veneto. Questi sono termini che non mi piacciono, che non ci sono e che non esistono. Esiste, diciamo, un leader in questo momento molto importante e carismatico, qual è Salvini. Abbiamo assieme a un altro leader straordinario e carismatico che è Luca Zaia. I vertici del partito continuano a negare i malumori del leader per l'enorme consenso del governatore, ma che su questo ci siano problemi dall'interno sembra confermato dalle parole di Roberto Marcato. Io ho paura invece che ci sia qualcuno che su questa roba qua un po' ci marci, nella speranza che in una ipotetica frattura fra i due possa raccogliere qualche briciola. Però tranquillizzo tutti, anche questi all'interno del partito. Sì, ho l'impressione che c'è qualcuno che soffia all'interno del partito su questa presunta divisione. Cioè lei dice non il PD, qualcuno della Lega. Ma sicuramente. Da Strasburgo D'Arre cerca di gettare acqua sul fuoco, i contrasti ci sono sempre stati, dice, come dappertutto. Quando si fa il segretario si fanno delle scelte. Chi è scelto è contento, chi magari non è scelto lo è molto meno. Tutto ciò mentre si gioca in queste ore la partita cruciale dell'autonomia, il vertice a 3 tra il premier Conte e i vice premier Salvini e Di Maio, già annunciata come riunione fiume ma di svolta in un senso o in un altro. Anche di qui potrebbe passare il futuro nei rapporti interni a un Carroccio Veneto che da tempo si sente messo in secondo piano dai vertici di Via Bellerio. Firme false alle elezioni regionali del 2015, il consigliere comunale di Treviso Davide Visentin è condannato in primo grado, il Partito Democratico chiede che si autosospenda.
Davide Visentin, lo sappiamo, ha sempre chiesto il rispetto della legalità, anche quando si parlava delle occupazioni del Django, della caserma Piave, ha sempre chiesto la legalità. Noi adesso ci aspettiamo che lui si autosospenda dal Consiglio Comunale e che si dimetta dalla presidenza della Commissione Urbanistica. Chiede che il consigliere di maggioranza Davide Visentin faccia un passo indietro. Il capogruppo Dem Stefano Pelloni, dopo la condanna in primo grado per falso in atto pubblico comminata a Visentin in qualità di ex coordinatore veneto di Forza Nuova per il caso delle firme false con cui il partito ha preso parte alle elezioni regionali del 2015 e alle comunali di Venezia. Una condanna un po' antipatica, anzi molto antipatica per un amministratore. E quindi sì, il primo passo sicuramente sono le dimissioni dalla presidenza della Commissione Urbanistica. Il consigliere Visentin è anche rinviato a giudizio per rissa e minacce e quindi insomma la situazione è piuttosto scivolosa per il sindaco. Ho pagato il ruolo politico, non certo una mia responsabilità diretta, replica Visentin, condannato dal giudice a 1 anno e mezzo. Sono innocente, ho scelto di percorrere le vie processuali senza patteggiare, appunto perché non ho alcun problema, so di essere innocente, quindi io non mi dimetto da nulla. Siamo certi, sia io sia il mio legale, l'avvocato Crea, che in appello saremo assolti, sarò assolto, quindi non ho alcuna intenzione di dimettermi. Insensato, rincara, attribuire ai referenti politici dei partiti la responsabilità dell'operato del singolo militante. Se questa logica venisse applicata per tutti i partiti non avremmo più segretari di partito o coordinatori regionali, sarebbero tutti in galera visti i fatti commessi dai militanti di tutti gli altri partiti, soprattutto quelli grossi. Mi chiedo cosa ne pensa il coordinatore regionale dell'Emilia del Partito Democratico, visto quello che è successo con i bambini a Reggio Emilia, cosa dovrebbero fare a lui. Il Teatro del Monaco di Treviso entra da oggi nella famiglia dello Stabile del Veneto, che vede già assieme i teatri di Venezia e Padova. L'assemblea dei soci, composta da Regione Veneto, Comune di Venezia, Comune di Padova e Provincia di Padova, riunito oggi al Goldoni di Venezia, ha preso atto del voto programmatico delle rispettive giunte a favore dell'ingresso del Comune di Treviso nello Stabile Veneto. L'ultimo passaggio per il completamento dell'operazione prevede l'approvazione delle variazioni di bilancio preventivo 2019 del Teatro Stabile del Veneto, conseguente all'adesione del Comune di Treviso in un'assemblea in programma il prossimo 23 luglio. È una giornata importante per il Teatro Veneto, ha detto il presidente dello Stabile Gianpietro Beltotto. Grazie alla fiducia e alla lungimiranza di tutti i soci e al consenso unanime delle istituzioni di riferimento abbiamo rafforzato l'identità del Teatro Stabile Veneto a favore della tutela e della crescita delle singole realtà locali, un sistema che ci permette di realizzare economie di scala, potenziare il numero e la qualità delle produzioni, investire sempre più sulla formazione di giovani talenti, scritturare nuove idee e puntare lo sguardo verso nuovi orizzonti e palcoscenici internazionali. 200 abitanti in più in centro storico a Treviso nell'ultimo anno, esulta il sindaco di Treviso Mario Conte, che dice: stiamo rendendo più attrattiva la città. Credo che questo sia davvero un grande risultato che ci sprona a fare sempre di più, perché questo è il trend giusto, far aumentare i residenti in centro storico. Il centro storico di Treviso torna a ripopolarsi, ad annunciarlo numeri alla mano il sindaco Mario Conte. Gli abitanti della città sono in aumento, è stata raggiunta quota 85.998, ma ciò che è più significativo è che nell'ultimo anno c'è stato un incremento di residenti all'interno delle mura di ben 200 unità, il quadruplo rispetto ai 50 di media registrati nel quinquennio dal 2013 al 2018. In realtà tutto il territorio comunale sta aumentando il numero dei residenti, siamo arrivati a 85.998, ci mancano 2 unità per arrivare agli 86.000, ma la crescita nell'ultimo anno è stata una crescita importante, di 500 unità in tutto il territorio comunale, ma ben 200 all'interno del centro storico, significa 4 volte di più rispetto agli anni precedenti, segno evidente che con l'amministrazione stiamo puntando alla qualità della vita e alla qualità dei servizi, tanto da far tornare a rendere il centro storico molto attrattivo, quando in realtà negli anni precedenti si erano un po' allontanati dal centro storico, scegliendo le periferie o addirittura i comuni limitrofi. Gli interventi messi in atto in città, secondo il sindaco, hanno ridato fiducia a chi aveva finora scartato l'ipotesi di vivere in centro storico. Sicuramente la sicurezza e la pulizia della nostra città, che colpiscono molto anche i turisti, perché io quotidianamente li fermo e mi viene evidenziato questo dato molto importante e positivo
positivo, i nostri cittadini lo apprezzano e poi credo che Treviso abbia veramente una dimensione, come diceva il New York Times, a misura d'uomo. Qui si può fare sport, si può vivere bene, ci sono tutte le attrazioni, è una città di cultura e adesso è tornata ad essere attrattiva anche per coloro che vogliono tornare a vivere in città. Ed ora ci fermiamo per una breve pausa pubblicitaria. Rieccoci nuovamente in studio con l'edizione trevigiana dei nostri telegiornali e parliamo ora di Electrolux che investirà circa 130 milioni di euro nell'automazione, digitalizzazione e innovazione del suo impianto di produzione di Susegana all'interno del piano quadriennale di investimenti da 8 miliardi di corone svedesi annunciato nel 2017, quanto si legge in una nota della multinazionale svedese degli elettrodomestici che parla di piattaforme produttive riorganizzate in moduli di risparmi di costo complessivo dagli investimenti stimati in 3 miliardi di corone a partire dal 2024. La decisione di investire a Susegana fa seguito all'accordo con i sindacati locali sulla prosecuzione dello sviluppo industriale dell'attività di Electrolux in Italia. Si legge nella nota, l'investimento include 2 nuove linee di assemblaggio. Ed ora torniamo a parlare degli alluvionati del Piave. Siamo andati a Fagarè dalle famiglie che 8 mesi fa hanno dovuto lasciare la loro casa, oltre ai danni, ora anche la beffa. Per avere il risarcimento devono compilare 60 pagine di moduli, ma i tecnici non vogliono metterci mano, troppo complicato. Sembra davvero una beffa. Sono trascorsi 8 mesi da quei terribili giorni quando il Piave ha invaso le abitazioni in Golena. Le famiglie si sono rimboccate le maniche ed hanno fatto tutto quello che hanno potuto, ma i danni per tutte sono ingenti. Inizia l'odissea della richiesta dei risarcimenti e qui arriva anche la burocrazia tanto farraginosa che nemmeno i tecnici vogliono metterci mano. Siamo a Fagarè dove continua l'esasperazione e la disperazione dei residenti del Piave. A distanza di 8 mesi che non abbiamo ricevuto niente, abbiamo ulteriori moduli da compilare. Li abbiamo scaricati dal sito e sono 60 pagine, 30 moduli da compilare più allegati. Il problema è che è una cosa che bisogna rivolgersi a un tecnico e nessun tecnico la vuole fare perché è troppo burocratica anche per loro. Mancano pochi giorni al 10 di luglio la consegna e non sappiamo cosa fare. Uno mi ha fatto un preventivo assolutamente improponibile, tenendo conto che noi dobbiamo pagare subito il professionista che fa questa asseverazione, dobbiamo pagare subito i lavori, forse dopo verrà compensata. Il secondo professionista a cui mi sono rivolta si è rifiutato perché ha detto che era troppo difficile e non se la sentiva. Il terzo professionista ha detto appunto che non aveva capito alcune cose, aveva chiesto in comune e neanche in comune l'avevano capite. Tutti i residenti nella stessa situazione, moduli da scaricare, da compilare, peccato che siano troppo tecnici anche per i professionisti. Sono stata in comune per chiedere delle carte all'ufficio dell'edilizia perché appunto per questo secondo modulo servono diversi perimetri della casa. Mi hanno risposto che le carte sono tutte in archivio e che ci vuole tempo per tirarle fuori, e un signore mi ha risposto, quello dello sportello, mi ha risposto che dovevo avere più cura dei miei documenti e io sinceramente mi sono arrabbiata e io le ho risposto che mi è andato sotto la casa di 2 metri e sono uscita da casa con un paio di pantaloni e una maglietta. Il tempo per presentare la modulistica sta per scadere e se questo accadesse perdiamo tutto. Già non devono ancora arrivare i fondi di 5.000 euro che ci avevano promesso per le prime emergenze, sono passati ben 8 mesi e dobbiamo ancora vedere niente. Si sentono abbandonati i residenti che ancora stanno lavorando per sistemare le loro abitazioni. Io ho perso tutto, perfino i ricordi. Vi ricordo ora la nostra rubrica, lo dico ad antenna, lo spazio dedicato a voi cittadini, segnalateci disagi, noi interverremo, lo potete fare con un sms WhatsApp al 351 1755 340 oppure via mail a redazione @antenna3.it oppure lasciando un messaggio alla segreteria telefonica allo 0422 02 38 98.
Siamo allo sport, tutto pronto per la nascita del consorzio che darà nuovo futuro al Treviso Calcio. Venerdì la presentazione ufficiale allo stadio Tenni, 10 imprese del territorio che si sono unite per dare il via al consorzio che si chiamerà Treviso Siamo Noi. Il modello è di riferimento, è quello del basket e del consorzio Universo Treviso, capace in appena 7 anni di riportare la squadra del capoluogo in Serie A. Vi ricordo questa sera 20:10 si parlerà della tragedia di Cecilia, vi ricordate in laguna a Venezia, in studio gli uomini della Guardia Costiera, volontari intervenuti a Venezia domenica scorsa, Luciano Vanacore, Michele Carre ed Enrico Andrea. E questa era la nostra ultima notizia, io vi lascio come di consueto le nostre previsioni del tempo. Grazie davvero per averci seguito e buona serata. Vacilfrutta, Adriatica, la Valle dei Sapori, Acqua Marina, l'arte del buon gusto. A Vacil di Breda, Treviso. Benvenuti al meteo. L'alta pressione cede lievemente, ecco che sulle nostre regioni potrebbero innescarsi dei temporali, localmente anche di forte intensità. Vediamo la situazione nel dettaglio. Sul Veneto avremo bel tempo ovunque nella prima parte della giornata. Col passare delle ore non si escludono degli acquazzoni sui settori alpini in propagazione anche alle aree pianeggianti circostanti. Attenzione perché i fenomeni potrebbero risultare anche intensi e localmente accompagnati dalla grandine. Temperature minime tra 18 e 24 gradi, valori massimi sempre piuttosto caldi, oscillanti tra i 29 e i 32 gradi. Situazione simile anche sul Friuli Venezia Giulia, con ampio soleggiamento dappertutto al mattino e con qualche rovescio invece sui monti e localmente fin verso le pianure a partire dal pomeriggio. Anche in questo caso possibili temporali intensi. Temperature minime tra 22 e 24 gradi, massime oscillanti tra 30 e 32 gradi. Uno sguardo infine al Trentino Alto Adige, dove avremo condizioni di tempo stabile e soleggiato al mattino, poi col passare delle ore saranno possibili dei fenomeni instabili, localmente anche violenti e con grandine. Temperature minime tra 18 e 19 gradi, massime tra 30 e 31 gradi circa. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, vi do appuntamento al prossimo aggiornamento meteo. Arrivederci. Vacilfrutta, Adriatica, la Valle dei Sapori, Acqua Marina, l'arte del buon gusto. A Vacil di Breda, Treviso.